Bella raga, ciao a tutti del commentario veneziano, siamo a Spafio, vediamo questa categoria, siamo 12esimi in griglia, questa classe insomma dopo le delusioni, dopo aver vinto insomma il titolo mondiale kart, solo delusioni, vediamo se riusciamo a concludere la stagione, la seconda stagione in un modo un po' più appropriato. Vai, Spa è una gara che amo, buttati in mezzo Kume, relax Kume, relax, relax Kume, relax. Bene, siamo in ottava posizione, bravo Kume. Alla fine non ho recuperato un cazzo, perché 7 su 16 non è positivissimo. Vai Kume, vai! Crazy Kume in the world. Eccola là, ammazzo fuori tutti e godo. E si gode. Dai, non si... Oh, guarda, la grafica stupenda ma non si vede. Wonder minchia. In un inglese perfetto. In un inglese categorico. Mamma mia, quante posizioni sto perdendo, sì. Non c'è niente da fare. Chissà se questo è perché è la prima volta che facciamo ste gare. Come il primo anno kart, se il livello è troppo difficile, perché se il livello è veramente così, cioè... sarà dura tenerlo a 90 sempre. Forse 80 la nostra dimensione, però vabbè, per il momento stiamo a 80, a 90 che 90 ci ha dato molte soddisfazioni. Il Kume prova a spingere, ma è dura. Non ho proprio il passo dei primi, non c'è niente da fare. Dai, dai, spingi a fondo. Sembra un film porno, ma non è un film porno. Mi stanno già andando via non so quanto. Che domaroni. Il Kume rischia un po' troppo, forse. Ma chi se ne è fotto? Sì, sì, me ne è fotto io. No! Ecco. Bene. Tutorial su come tagliare le curve. Ma puttana. Vabbè ragazzi. Lasciatemi almeno la licenza poetica, dai. Licenza poetica kumendiana. Di una curva presa in maniera un po' curiosa, Beppe. Tanto qualcuno è ai box. Siamo terzi infatti. Perché? Non si capisce. Forse un ritiro, chi lo sa. Le Rouge, fioi, che curva le Rouge. E qua recuperiamo anche tanto, Beppe. Dai che non è ancora finita la gara, però mi scuso per un taglio un po' così, ma d'altronde ho cercato di superare il coso. E mi sono visto catapultare in culo proprio alla curva. Adesso vai pianino, come cerchiamo di non tagliare più, anche perché si rischia pesantemente di danneggiare l'auto. E la cosa non mi piace. Dai, almeno un bel podio. Attenzione, pezzi di qualcosa in pista. Certo che la grafica è meravigliosa, ma non si vede un cazzo. Dai, Kume. Portiamo a casa un buon podio. The best podium in the world. Stiamo vedendo che questa è una curva pericolosissima. Really good, Kume, really good. Molto bene. E quando vogliamo riusciamo a guidare bene, il problema è che ragazzi il livello è tosto. Il livello è veramente tosto. E con un po' di fortuna siamo terzi, grazie anche al... non so se al ritiro o qualcosa è successo davanti, ma... il terzo è andato ai box. No, non ci credo, sto perdendo il podio. Molto bene, l'ho presa molto bene. Eh sì, una macchina ai box. Sì, sì, ritiro, ritiro. Prendiamola bene stavolta, grazie. Sportellata indegna di Ryan Richard, The Gay. Ma porca, siamo quarti.
E c'ha anche l'interno il porco. La rischio, siamo terzi. E siamo terzi. Mamma mia, grazie anche al ritiro, ma siamo in third place. E godo. Yes! Blau job. Ma com'è? Ok. Perfetto. E c'è stato anche un ritiro. E come godo. Arrivo. Molto vicino. Vabbè, fanculizzati. Calendar. Cos'è questo? Road Entry Club UK Cup. Round 1 di 4. Mamma mia, quante robe che... Ragazzi, ci fanno girare veramente le balle. Si parte dall'ultima posizione in griglia. Su una gara che odio. Ma veramente ste categorie qua, ecco, sono sincero, non mi stanno esaltando queste macchine un po' di merda, sinceramente. Poi con la guida anche così, cioè, mi stanno ancora più sulle palle. Comunque vabbè, cerchiamo di fare comunque una prestazione dignitosa, anche se ripeto non mi piace moltissimo, con tutto il rispetto. E dove vado, tutti vanno per campi, ragazzi, bene. Ecco, attenzione il cume, attenzione, mamma mia. Male. Questa non è proprio una categoria che mi piace, infatti c'è l'impegno, dico che mi sta impegnando meno, però sicuramente non ho una concentrazione massimale, e se il cume non ha la massimale so cazzi. Siamo penultimi, bene. Cioè, uno che ha vinto il kart, il campionato del mondo al kart, non può andare a fare queste cose. Cioè, insomma, non so se vi spiego. Dai, come posso dire che la... Problemi meccanici, secondo me. Problemi per il Cumendone. Meno male che sono solo 2 giri. Vai, Cume, dimostra al mondo di che pasta sei fatto. Occhio. Niente, ma proprio non riesco a trovare lo stimolo, ecco, in queste gare, queste automobili che insomma proprio non mi piacciono, sono sincero, sta qua come fa a cagare. Proprio non mi piace. Vabbè, un penultimo posto veramente triste. Io spero il prossimo anno di andare in un campionato del mondo in una categoria superiore al kart. Questa è la mia piccolissima speranza. Perché sono categorie nazionali, cioè questa è... cioè, non è da queste, secondo me, che vado nella categoria... le categorie successive, ma è dal kart, cioè da quelle del mondo, delle categorie campionati del mondo. Dopo non so se tramite queste nazionali, forse come i kart, dopo vai nel campionato del mondo. Questo non lo so. Vabbè, comunque non penso che ci sia un campionato del mondo di ste macchine, spero. Buono, finito. Ciao, torniamo alle categorie kart, round 2 di 3. Non mi ricordo neanche come è finito il primo round, bene. Un Cume abbastanza rincoglionito. Però chiaramente sono il favorito perché sono il campione mondiale in carica di quest'anno. Vai Cume. Mamma mia, partenza un po' curiosa. Ma siamo primi, first class. Ah, questa è una delle mie gare favorite. Qua c'è la sentenza cumendiana, ragazzi. Qua c'è la sentenza, e dove c'è sentenza c'è casa. No, brutto qua. Dai però ragazzi, questa è la nostra categoria. È qua che abbiamo vinto
Il trofeo più importante della carriera per il momento. Ed è qua. Che non possiamo fallire! Così per dimostrare una volta per tutte che nei kart siamo noi che comandiamo. Anche se non stiamo guidando bene, ragazzi, si vede che non siamo più tanto allenati nei kart. E si va a vincere, winner. E silenzio, Beppe. E silenzio, Beppe. Continua. Beh, 15 punticini. Siamo indietro però, 6 punti indietro dal parco. Ok. Cerchiamo di vincere anche gara 2. In notturna. Go, go, go. Ecco. Subito il porco ci ha superato. Qua un brutto rischio del cume. Un brutto rischio. No, non ci credo. Sfruttiamo tutto il circuito anche. Bravissimo Kume. World class, dai. Non dobbiamo avere pietà di nessuno. Dobbiamo assolutamente vincere questa tappa. Fuga kumendiana, first fug kumendiana nell'inglese purissimo. No! Mamma mia, errore incalcolabile. Mi è andata no di culo di più. Mi è andata veramente di lusso. I bagordi ancora non li abbiamo smaltiti, figlio. Non va bene. Facciamo finire sta stagione e poi della prossima però voglio tornare, ma puttana troia, volissima. Erroraccio. Erroraccio comendiano. E perdiamo anche il primo posto, incredibile. Incredibile la crisi di Veneziano. Da quando ho vinto il titolo le ho sbagliate tutte, Bene. Addirittura punti bonus di gara 2. Ai ai ai. Ah, però attenzione, il secondo è la Felipe Maffa. Ah, buono, dai. Per fortuna, ragazzi, siamo primi adesso. Alexander era dietro, molto bene. Un po' di culo come dietro.